Buonasera e benvenuti a TG Sicilia. Vediamo insieme le principali notizie. Ancora un incidente sul lavoro in Sicilia. A perdere la vita un uomo di 52 anni che è morto schiacciato dal suo trattore. Stava lavorando nei vigneti di Castiglione di Sicilia. Il motociclista morto a Palermo. I lavori di rifacimento dell'asfalto non sarebbero stati fatti a regola d'arte. Lo scrivono i tecnici della Polizia Municipale. Dalla voragine è evidente che sotto non c'è nulla. La procura apre un fascicolo conoscitivo. Confermata in appello la condanna per Filippo e Luca, 8 anni ai 2 ragazzi di Caltanissetta, detenuti in Romania per traffico internazionale di droga. Scontro aperto tra presidi e Ministero dell'Istruzione che ha fissato il concorso per i dirigenti scolastici il 23 maggio, giorno dell'anniversario della strage di Capaci e della morte di Falcone. Inaugurata a Catania una lavanderia per i più fragili. Nei locali gestiti dalla comunità di Sant'Egidio potranno anche fare la doccia. Vela e salute, fa tappa a Siracusa. Il progetto della Lega Navale e dell'ospedale Garibaldi di Catania punta a diffondere il messaggio della legalità e della prevenzione sanitaria. Calcio tutto esaurito domani sera al Massimino per il ritorno di Catania-Atalanta Under 23. In gioco la qualificazione alla seconda fase dei play-off nazionali. Zeoli, umili come l'andata. Bentrovati. Un trattore si ribalta, un operaio è morto nella zona di Castiglione di Sicilia. In Sicilia, nella nostra isola, aumentano ancora i decessi sul lavoro. Luca Ciliberti. In Sicilia ancora una morte sul lavoro, sono una ventina dall'inizio dell'anno, più del 50% rispetto al 2023. A perdere la vita stavolta è stato un operaio di 52 anni originario di Castiglione di Sicilia. Si chiamava Giovanni Zumbo. L'uomo stava lavorando con un escavatore in un'azienda vitivinicola nei pressi di Rovitello, frazione del comune etneo. È morto dopo essere rimasto schiacciato dal mezzo che stava manovrando e che si sarebbe ribaltato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo a causa delle ferite riportate. I carabinieri intanto stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Chi conosceva Zumbo parla di lui come una persona conosciuta nelle comunità di Castiglione e Randazzo, un lavoratore amato dai suoi colleghi. Sui social sono diverse le attestazioni di affetto di amici e colleghi che hanno condiviso numerose immagini di lavoro in campagna. La zona tra Randazzo, Castiglione Sicilia e Linguaglossa sul versante nord dell'Etna infatti è nota per la produzione di vino proveniente proprio dai vigneti, sui quali per anni ha lavorato anche Zumbo. I lavori sull'asfalto non erano a norma, arriveranno sui tavoli della Procura le relazioni della Polizia Municipale sull'incidente costato la vita a Samuele Fuschi, una serie di relazioni su quanto abbia inciso la condizione della sede stradale sull'incidente e su come sia stato possibile che si aprisse una vera e propria voragine su Viale Regione Siciliana. Manlio Viola. Un fascicolo conoscitivo che prelude all'apertura formale di una inchiesta è stato avviato dalla Procura di Palermo sulle cause della morte di Samuele Fuschi, il giovane di 38 anni vittima dell'incidente avvenuto ieri lungo la circonvallazione di Palermo. Fuschi era a bordo della sua Honda SH300 quando, forse a causa di una buca sull'asfalto, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail. Immediate sono esplose le polemiche sulle condizioni delle strade della città. La Polizia Municipale, incaricata delle indagini sull'incidente, ha subito recintato quella buca apertasi sull'asfalto. Secondo la relazione degli agenti, al momento dell'incidente c'era già un chiaro avvallamento della strada e la buca si sarebbe aperta dopo il loro arrivo sul posto dello scontro. Che fosse ancora solo un avvallamento o già una buca, sembra proprio che la causa dello scontro sia quella assurda irregolarità stradale. I tecnici della municipale hanno verificato le condizioni dell'asfalto e sono rimasti interdetti da ciò che hanno visto. Il sopralluogo avrebbe dimostrato che i lavori di rifacimento non sarebbero stati fatti a regola d'arte. Mancherebbe quello che viene definito il fondo dell'asfalto e lo si vedrebbe già dalla voragine che si è aperta. Tutto questo andrà nella relazione della municipale alla procura. Toccherà alla magistratura valutare tutte le opzioni. Intanto di certo c'è che un uomo ha perso la vita. Lascia una moglie e 4 figli Samuele Fuschi, una famiglia che rischia di restare senza sostentamento visto che viveva del sussidio assegnato alla vittima e dei piccoli espedienti quotidiani dell'uomo. Confermata in appello la condanna a 8 anni e 3 mesi di carcere per Filippo Mosca, il giovane nisseno arrestato in Romania per traffico di droga. Luca Ciliberti.
La Corte d'Appello della Romania ha deciso di confermare la condanna a 8 anni e 3 mesi di reclusione nei confronti di Filippo Mosca e Luca Cammalleri, i 2 giovani originari di Caltanissetta che sono rinchiusi nel carcere di Porta Alba a Costanza da più di un anno. L'accusa nei loro confronti è quella di traffico internazionale di stupefacenti. La medesima condanna è stata decisa anche per una ragazza italiana della quale però non si conosce l'identità. La notizia arriva a 2 giorni dall'annuncio della concessione degli arresti domiciliari per Ilaria Salis, l'altra italiana detenuta all'estero in Ungheria, che potrà appunto lasciare la prigione in cui è detenuta da febbraio 2023 e scontare i domiciliari a Budapest. Nel cuore c'era la speranza che qualcosa cambiasse, dice la mamma Ornella Matraxi, ma immaginavo che la batosta sarebbe arrivata ancora più forte, ce lo aspettavamo tutti, anche Filippo. Di fatto era una decisione già presa, abbiamo aspettato inutilmente per lunghi mesi, siamo distrutti. Sul caso Mosca adesso si muoverà la diplomazia italiana, che proverà a chiedere l'estradizione per consentire a Filippo Mosca di scontare la sua pena in detenzione nel suo paese d'origine, richiesta che fino ad oggi non era stata formulata in attesa appunto della sentenza d'appello. La storia di Filippo Mosca è saltata all'attenzione dell'opinione pubblica dopo che la madre Ornella Matraxia, nelle sue numerose richieste di aiuto, aveva parlato più volte di condizioni di detenzione inumane. Secondo quanto raccontano le cronache, Mosca era andato in Romania con la fidanzata e un amico coetaneo, insieme a un concittadino, Luca Cammalleri appunto, e con tanti altri amici, per partecipare a un festival di musica techno. Il 3 maggio del 2023, il giorno prima del rientro in Italia, dove Filippo gestiva un ristorante nella sua città, una delle ragazze del gruppo aveva ricevuto in albergo un pacchetto che, anziché cosmetici, così come c'era scritto sopra, conteneva 150 grammi di droga tra marijuana, chetamina ed MDMA. Durante la sua detenzione Mosca avrebbe subito anche un tentativo di accoltellamento nella cella che condivideva con altri 23 detenuti. E scontro aperto tra il mondo della scuola e il Ministero dell'Istruzione, che ha fissato il concorso per i dirigenti scolastici nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci. L'associazione dei presidi dice è una ricorrenza di tutti. Giusila Zara. Da giorno della memoria a giorno della discordia, e scontro aperto tra il mondo della scuola e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha fissato il concorso preselettivo per i dirigenti scolastici il 23 maggio. Questa è la data della strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta nel 1992. Questo un appuntamento per i presidi e i docenti di impegno civile e non solo di commemorazione. Il concorso per i dirigenti scolastici del 23 maggio non interferisce con le celebrazioni per il ricordo della strage di Capaci. A precisarlo in una nota il Ministero dell'Istruzione e del Merito. La scelta di fissare in tutta Italia la fase preselettiva del concorso è dovuta per evitare le giornate del mese di maggio maggiormente impegnato nelle scuole per lo svolgimento delle prove invalsi. A riguardo si sottolinea che lo svolgimento delle prove vedrà coinvolti in Sicilia soltanto 2.400 docenti su un totale di 24.000. Diciamo che la percentuale dei candidati siciliani coinvolta è circa il 10%, questo è ragionevole, torna anche in altre statistiche, non è una ricorrenza siciliana, in Sicilia ha particolarmente effetto, si sente molto giustamente, però è un qualche cosa che noi a livello nazionale dobbiamo tenere sempre presente, perché la lotta di Falcone contro la mafia riguarda tutti e tutti quanti ci sentiamo e ci dobbiamo sentire partecipi. Il 23 maggio è la giornata anche della memoria laica. Il rischio che corriamo è che la lotta alla mafia torni ad essere un fatto esclusivamente siciliano, ma tutto ciò forse al Ministero non lo sanno. Così Antonello Cracolici, presidente della Commissione Antimafia all'Ars. E la Fondazione Falcone quest'anno dedica la giornata al ricordo delle vittime della strage sul lavoro di Casteldaccia. Emergenza siccità, dalla Regione 3 milioni per finanziare progetti di pozzi, dissalatori e condotte. Il finanziamento regionale si aggiunge ai fondi per 1,5 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture. I 3 milioni di euro serviranno per il finanziamento di progetti per la ricerca di nuove fonti idriche, per la valutazione delle possibilità di riattivare alcuni dissalatori e per la realizzazione di condotte idriche per alleviare le condizioni di crisi di alcune aree dell'isola. Morti bianche e precariato, l'abbiamo visto anche nel nostro servizio di apertura. La CGIL di Catania ci mette la firma e promuove una campagna per il referendum 2025. Tonino De Mano.
16 morti bianche, di cui 3 a Catania nel 2024, 98.737 assunzioni, ma solo 19.211 con contratto a tempo indeterminato, con il tessuto del mercato catanese che per l'81% è precario. Numeri da profondo rosso elencati dalla CGIL, che ha lanciato la campagna per il lavoro Ci metto la firma. L'obiettivo è cancellare le norme sui licenziamenti del Jobs Act, eliminando i contratti a termine per limitare l'utilizzo a causali specifiche e cercando di restituire dignità ad una città in sofferenza. Si muore senza lavoro e per il lavoro. È chiaro che i lavoratori hanno perso il loro potere d'acquisto e per questo noi come CGIL abbiamo messo in campo questa campagna referendaria su tutto il territorio nazionale. Si può firmare recandosi nelle nostre sedi, ma si può firmare anche online su www.cgil.it/referendum. 4 quesiti a beneficio di tutti i cittadini, 4 domande per ridurre la precarietà e garantire più sicurezza negli appalti. L'obiettivo uno solo: cambiare le norme che hanno impoverito il lavoro e hanno reso un'occupazione meno protetta e più vulnerabile, con meno diritti e con più possibilità di essere licenziati. A Milazzo, corteo per difendere la sanità pubblica. Al centro della protesta le liste d'attesa infinite, la carenza di personale medico, la mancanza di ambulanze, la continua chiusura di reparti essenziali e presidi sanitari territoriali. Francesco Triolo. Più ospedali, meno affari è lo slogan che ha caratterizzato il corteo di protesta sulla sanità che si è tenuto questa mattina a Milazzo. Cittadini, amministratori, rappresentanti delle associazioni civiche sono scesi in piazza a tutela della sanità del comprensorio. Da decenni i cittadini lamentano come il sistema sanitario nazionale sia oggetto di processi che hanno reso la cura delle persone un bene attraverso cui fare profitto, liste d'attesa infinito, carenze di personale medico, mancanza di ambulanze, continua chiusura di reparti essenziali e presidi sanitari territoriali. Tutto ciò ha come diretta conseguenza che le persone che necessitano di cure o visite mediche specialistiche urgenti sono costrette a rivolgersi a proprie spese a strutture private, spesso anche fuori al territorio regionale. Come tutti i piccoli comuni qua della fascia, la gran parte della popolazione ha una fascia d'età molto alta e quindi ancor più è necessaria la presenza di una sanità presente e capillare, sia come ospedali ma anche come presidi sul territorio. Denunciamo da anni noi con il nostro gruppo il depotenziamento che c'è in atto da almeno il 2020 ad oggi. Sono già andati via 4 reparti dall'ospedale di Milazzo e rischiamo anche la chiusura temporanea del pronto soccorso. Questo noi non l'abbiamo mai accettato. Noi abbiamo carenze alla pianta organica perché non viene rispettata e poi oltretutto andrebbe anche ampliata, per cui siamo qui a rivendicare il diritto alla salute che sulle isole è particolarmente sentito, anche perché le emergenze vengono gestite male con gli elicotteri quando c'è cattivo tempo. È essenziale che i cittadini alzino la voce per rivendicare una sanità più giusta, efficiente, presente sul territorio ed accessibile, hanno aggiunto le rappresentanti dell'Assemblea permanente. Inaugurata a Catania una lavanderia per i più fragili. Nei locali gestiti dalla comunità di Sant'Egidio potranno anche fare la doccia. Emanuela Corsi. Un locale con lavatrici, servizi igienici e biancheria nuova nel cuore di Catania, accessibile gratuitamente alle persone indigenti e senza fissa dimora. Anche nel capoluogo etneo è stata aperta la lavanderia di Papa Francesco, allestita presso la Casa dell'Amicizia di via Vittorio Emanuele, dove chi vive in difficoltà potrà lavare e asciugare i propri indumenti e, grazie al servizio docce, provvedere anche alla pulizia personale. Un'iniziativa proposta da una grossa multinazionale nel settore della cura della persona assieme alla comunità di Sant'Egidio, accolta dalla elemosineria apostolica. 10 anni fa lei ha raccontato un aneddoto che riguarda il Santo Padre. Cosa le ha detto? Sì, mi ha detto proprio di vendere la scrivania, di uscire dal Vaticano e stare con i poveri, così per sapere di che cosa hanno bisogno. Mi sono accorto che mancano questi servizi che noi siamo abituati di ogni giorno, cioè i bagni aperti, le docce, le lavanderie. E attraverso di questi piccoli centri vogliamo ridare a loro la dignità. Nel 2017 è nata la prima lavanderia di Papa Francesco a Roma, alla quale poi sono seguite quella di Genova, 2 a Torino, Napoli, adesso siamo qui a Catania per cercare di portare il nostro piccolo aiuto a tante persone che hanno bisogno. Secondo gli ultimi dati Istat la povertà è in aumento, per questo è essenziale, secondo la comunità di Sant'Egidio, aiutare il prossimo con iniziative concrete. Noi offriremo appunto un servizio docce, lavare e asciugare i panni e doneremo subito dopo la doccia appunto della biancheria intima,
prima per poter effettuare un cambio e un cambio in termini di abiti nuovo da consegnare alla persona stessa. Nella lavanderia di Papa Francesco presto sarà offerto anche un servizio di parrucchiere. A Messina è avviata una campagna contro la sosta selvaggia. Il comune prova a elencare gli esempi da non seguire anche con ironia. Francesco Triolo. Oh, ti muovi! Ma che novità, l'autobus in doppia fila con le 4 frecce. C'è una cosa da pazzi. Oh, è un attimo, va! Miglia, neanche il tempo di un caffè. Alzi la mano chi non ha vissuto una situazione del genere mentre si trovava alla guida. La doppia fila è uno dei malcostumi messinesi più frequenti. 1 minuto al bar, l'auto posteggiata sulla corsia di marcia e il traffico che va in tilt. A Messina la guerra agli incivili raddoppia. Dopo l'abbandono dei rifiuti si passa al posteggio selvaggio. Così ogni settimana anche per questa usanza arriverà un video con l'esempio da non imitare. 1 minuto è un lasso di tempo che sembra brevissimo, ma che in questo caso, agganciato a una campagna di sensibilizzazione, fa perdere tanto tempo a tante persone. Il famoso minuto per il caffè non è una battuta, è quello che quotidianamente ascoltiamo e che rallenta l'erogazione dei servizi per tutta la comunità. Gentilmente rispetta Messina è la campagna che si avvale del comico Denny Napoli, che una soluzione per la doppia fila l'ha proposta. Se invece di mettere la corsia degli autobus attaccata al marciapiede, la mettiamo in terza fila, così la prima e la seconda sono libere per i cittadini. Era semplice, però ognuno fa il suo lavoro. Oggi è venerdì 17, una data che per tanti è sinonimo di sfortuna, ma i catanesi sono oltre le superstizioni. Emanuela Corsi. Ci crediamo o no? No, io non ci credo a queste cose completamente. Gatto nero, scala, venerdì 17, no. Non è vero, ma ci credo. Oggi è venerdì 17, in Italia il giorno più sfortunato per antonomasia. In altri paesi invece è il 13. Ma quanti credono ancora nella superstizione? Per me la sfortuna è tutti i giorni purtroppo, perciò va bene così. Ci sono qualcuno che ci credono, ognuno ha poi le sue idee, le sue... per cui ognuno la pensa come vuole. Ma lei un po' ci crede? No, io veramente non credo solo che tu capire. I giovani di oggi non penso che sappiano più il significato ferro di cavallo, do conno. Per tanti il 17 è invece un numero fortunato. Io sono nata di 17, quindi per me è un giorno come un altro. Fortunatissimo! Ma sta scherzando? Io credo un sacco alla fortuna in realtà. E credo anche nella sfortuna che ti porta comunque a perdere qualche parte di te per donartene di qualche nuova. Superstiziosi o no, di certo per qualcuno oggi non è un giorno fortunato. Vela e salute fa tappa a Siracusa. Il progetto curato dalla Lega Navale Italiana con l'Arnas Garibaldi mira a diffondere il messaggio della legalità e della prevenzione sanitaria, girando la Sicilia con imbarcazioni confiscate alla criminalità. Francesco Loi. Quando la vela incontra la salute e la legalità. Ecco, è tutto nel progetto di Lega Navale Italiana e Arnas Garibaldi di Catania. Fino al 23 maggio le imbarcazioni saranno in giro per la Sicilia. 2 rotte diverse, da Pozzallo e Lipari. Unico punto di arrivo, Catania. Ma non chiamatele regate. Vela e Salute è una navigazione socio-solidale lungo la Sicilia orientale, dove le imbarcazioni confiscate e assegnate alla Lega Navale Italiana vengono impiegate per scopi socio-solidali di inclusione e di legalità. Oggi si fa tappa a Siracusa. Queste sono 2 delle 10 imbarcazioni confiscate alla criminalità. Tra i messaggi che vuole lanciare il progetto c'è proprio il rispetto delle regole, in particolare il contrasto alla violenza sui minori. Si può dare una nuova vita a questi mezzi con la possibilità di dare altre possibilità, altre opportunità, soprattutto di utilizzarle anche come scuola, come addestramento. Ma nei porti dove si sosta agli studenti si parla anche di mare accessibile a tutti. Per rendere accessibile veramente a tutti il mare, perché è una risorsa che deve essere libera a tutti quanti. E poi c'è il tema della prevenzione sanitaria. La prevenzione è un tema che portiamo già dalla prima edizione, dallo scorso anno, la prevenzione alla talassemia. Quest'anno Arnas Garibaldi ha voluto anche aggiungere l'argomentazione relativa alla drepanocitosi. Il tour di Vela e Salute continua ancora per qualche giorno, ma il porto di arrivo è sempre più vicino.
Andiamo ad Acireale adesso, che si prepara a festeggiare una delle prelibatezze dell'estate, ovvero la Granita, con il Festival internazionale della Nivarata che andrà in scena dal 24 alla domenica 26. Vediamo. Davvero per tutti i gusti, Sua Eccellenza la Granita, ospite d'onore anche quest'anno al Festival internazionale Nivarata dal 24 al 26 maggio ad Acireale. E molto più di una semplice vetrina di prelibatezze, sarà un'immersione nella cultura, nella storia e nell'identità di un territorio che ha fatto della granita non solo un simbolo, ma un vero e proprio rito. Non solo alla mandorla, alla frutta, al cioccolato, un gusto a sorpresa verrà svelato durante il festival. Anche quest'anno è importante la collaborazione con Compite, l'associazione per i professionisti del settore pasticceria in Italia. Compite porta con sé non solo l'eccellenza e la maestria dei suoi associati, ma anche un impegno verso la valorizzazione del territorio e la promozione dell'alta formazione pasticcera. Quest'anno avremo oltre 20 gelatai con un grande laboratorio a cielo aperto e siamo sicuri che negli anni futuri si continuerà appunto a crescere, che ci sarà veramente tanta gente che verrà nel nostro centro storico a godersi e a passeggiare con la propria famiglia e soprattutto a gustare una buona granita, un buon gelato siciliano. La Nivarata 2024 è un evento per gli amanti della granita che ne potranno assaporare le infinite varianti, preparate seguendo le antiche ricette e utilizzando ingredienti freschi e di stagione, ma non è tutto. Il festival sarà anche un'occasione per assistere a dimostrazioni dal vivo, partecipare a workshop e degustazioni guidate e scoprire i segreti di questo dolce che ha conquistato palati in tutto il mondo. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, perché andiamo da un playoff all'altro in Serie C. Il Catania domani sera in campo contro l'Atalanta Under 23. In palio c'è il pass per il secondo turno nazionale. Zeoli deve gestire l'1-0 dell'andata e lo farà davanti ad un Massimino stracolmo. Per l'ingresso allo stadio servirà esibire il documento di identità e biglietto, non la WeCard. Tonio De Mania. Verso un altro record, verso un altro traguardo da tagliare insieme. La carica dei 20.000 si prepara a spingere il Catania nel match di ritorno dei playoff contro l'Atalanta Under 23, dove si riparte dal rassicurante 1-0 dell'andata, griffato Bois. Un gol pesante che spiana la strada agli uomini di Zeoli, che potranno permettersi il lusso anche di perdere con un gol di scarto. Alle falde dell'Etna ovviamente nessuno vuole prendere in ipotesi tale circostanza, dal momento che la qualificazione sarebbe in bilico e terrebbe con il fiato sospeso fino all'ultimo il popolo rossoazzurro. Ricordiamo che in questa fase non sono previsti tempi supplementari e rigori. Meglio comunque chiudere i giochi in anticipo, gestendo le forze per il secondo turno ed aspettando, incollati alla TV, il nome della prossima avversaria. Al Massimino sarà vietato fare calcoli. Zeoli lo sa e sembra orientato a schierare la formazione che gli dà più garanzie, semmai potrebbe ruotare gli attaccanti per preservarli andando avanti nell'avventura playoff. Partiranno in un certo modo, dobbiamo essere pronti con tanta umiltà, come abbiamo fatto nella partita d'andata. È ancora tutto in gioco, è tutto aperto. A centrocampo torna Marsura, che ha scontato 2 turni di squalifiche e si candida per una maglia da titolare, e potrebbe giocare qualche scampolo di partita anche Sturaro, che all'andata si è accomodato in panchina, segno evidente che il recupero fisico è pressoché ultimato. In difesa sono invece da valutare le condizioni di Monaco, uscito malconcio dalla sfida del Caravaggio. Capitolo tifosi, la prevendita viaggia a gonfie vele e restano ormai pochi tagliandi di tribuna A, B ed Elite. Di questo passo sarà battuto il record di 19.750 presenze stabilito in occasione del derby contro il Messina. Bene, questo era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.